Cari alunni, buongiorno! Oh, quanto mi piace stare a scuola con voi. Perché? Perché ci incontriamo, perché impariamo delle cose importanti, perché siamo nella campagna, perché c'è caldo, mi scopro. Ah, che bello! Questa scuola all'aperto. Dovrebbero essere dappertutto le scuole all'aperto perché è importantissimo per respirare aria pura, per vedere tutto quello che la natura ci offre. Perché noi siamo qua, perché vedo i vostri cuoricini che salgono, vedo tutti i cuoricini, le stelline, che bello, e tutti questi pollici, bellissimo, sono contenta qua perché questa scuola sta funzionando. Oggi passiamo a vedere il verbo andare. L'altra volta abbiamo fatto il verbo essere, oggi facciamo il verbo andare. Vi ripeto che io la faccio in logudorese perché io vengo della famiglia, come vi ho detto, di Bosa. A Bosa parlano questo dialetto bellissimo, sembra quasi spagnolo. Infatti usano molte spagnole, molte parole spagnole usate dai bosani, sono bellissime. Cosa volevo dire? Allora, presentiamo il verbo andare. Io vado, deo ando. Tu vai, tue andas. Egli va, issu andada. Noi andiamo, noisi andamoso. Voi andate, boisi andadese. Boisi andadese. Essi vanno, issoso andana. Ripeto, deo ando, tue andas, issu andada. Noisi andamoso, boisi andadese, issoso andana. Sono belle queste parole pronunciate alla sarda logudorese. Io vado, tu vai, egli va, noi andiamo, voi andate, essi vanno. Deo ando, due andas, issu andana. Noi andiamo, voi andate, issos andana. E cosa dirvi? Le lezioni bisogna seguirle attentamente, non potete, mentre uno sta spiegando, che uno me ne va in bagno. Signora Maria, perché va in bagno lì a quest'ora? Ci va dopo. Non è possibile che io, mentre facendo lezione, devo vedere una che va in bagno. Signora Maria, ah, perché è anziana, lo so. Sgocciola. Bene, oggi abbiamo un altro collegamento col signore del Nuorese. Ho scoperto che si chiama Antoni Cau e viene da Orune, ok? Adesso vediamo cosa. Cari amici della scuola, meglio tardi che dopo, eccoci qua, arrivato da Orune poco fa, col pullman. Bellissimo! Oggi mi trovo nella vostra scuola e sono fiero di essere contento, anzi contentissimo di essere, perché a me la scuola è sempre piaciuta, anche se da bambino ci sono potuto andare poco perché facevo il pastorello. E a quei tempi chi faceva il pastorello non poteva andarci perché purtroppo i genitori avevano bisogno di 2 braccia in più per mungere le pecore e per stare nella campagna a controllare tutto il bestiame e tutto quello che c'era da fare. Andiamo alla lavagna. Dunque, oggi spieghiamo voce del verbo andare. Voce del verbo andare. Attenti, silenzio per favore, là in fondo. Oh! Spegnete i telefonini. Avete sentito? I giochi buttateli da una parte, dovete seguire la lezione. Voce del verbo andare. L'altra volta abbiamo fatto voce del verbo essere, oggi voce del verbo andare. Io vado. In nugoresu nugoresu, orunesu, bittichesu. Io vado, deo ando. Tu vai, tue andasa. Sentite la S, andasa. Egli va, issu andada. Noi andiamo, noi si andamoso. Voi andate, voi si andatese. Essi vanno,
Isor bandana, issoso bandana, isor o issoso, a secondo della situazione, a secondo di quello che state dicendo, issoso o isor bandana. Bella questa cosa, eh? La pronuncia, mi raccomando, il sardo deve essere pronunciato perfettamente duro. Ok? Grazie dell'attenzione e vado a riandarmene. Allora, grazie al signor Antonicao che ci ha fatto questa lezione in dialetto nuorese o lunese o bitichese o patadese, perché qui nella zona i dialetti si rassomigliano tutti quanti, c'è una piccola inflessione, però quelle sono cose che mano a mano che ti sposti, come ho spiegato l'altra volta, grazie dei cuoricini, grazie, grazie. Molto, molto bene, grazie delle stelline, dei cuoricini e dei pollicini. Come vi stavo dicendo, i dialetti cambiano da paese a paese perché se non è proprio la frase perfetta, poco ci manca. Allora vi ricordate, voi c'è il verbo andare, io vado, tu vai, noi andiamo, voi andate e si vanno. E intanto vi volevo dire che quando ero a scuola io, allora non c'era il virus, c'erano i pidocchi. C'erano i pidocchi e qualche pulce e qualche cimice. Beh, viaggiavano, sono animaletti che viaggiano purtroppo qualche volta quando siamo un po' che non abbiamo tutti i mezzi per liberarcene, viaggiano addosso di noi. D'altronde anche noi prendiamo i pullman e loro prendevano un cristiano. E adesso abbiamo un altro collegamento, ci sarà il signor Pinuccio Mallusu da Morgongiori. Amici della scuola, meglio tardi che dopo, eccoci qua. Finalmente siamo arrivati alla lezione di oggi. Sono veramente felice. I miei amici di Morgongiorno vi salutano tutti quanti. C'è acqua buona da noi, c'è acqua, viene fuori dalle pietre del cobalto, a razza di acqua fresca bella. Sentite l'accento bello che abbiamo noi. Tra Terralba, Marrugo, Arcidano, Guspini e Morgongiori. Allora, oggi dobbiamo spiegare, passo alla lavagna, scusatemi un attimo. Questa possibilità che abbiamo di poter viaggiare dentro i mezzi di comunicazione. Allora, voce del verbo andare in campidanese. Io vado, tu vai e gli va, noi andiamo, voi andate e si vanno. Deu ando, io vado. Tu vai, tu andas, egli va, issu andada, issu andada. Per favore, silenzio là in fondo, si sente questo chiasso. Grazie per le stelline, per i cuoricini, grazie per i pollicini e grazie per tutte le cose. Però se c'è gente che fa chiasso non va bene, perché se no la sbatto fuori dalla classe lì. Capito? La sbatto fuori dalla scuola, questa scuola all'aperto che dovrebbe inginocchiarsi per vedere questi posti belli che respiriamo quest'aria meravigliosa. Allora, noi andiamo, nosu andausu, voi andate, vosatrus andaisi, issusu andanta, essi vanno, issusu andanta, essi vanno, issusu andanta. Deu ando, tu andas, issu andata, nosu andausu, osatus andaisi, issusu andata. Bella questa cosa qua. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo molto presto. Arrivederci, in bocca al luca. La scuola non ti lascia mai sola, la scuola che ti insegna ogni parola, la scuola non ti lascia mai sola e ti porta lontano, ma ritorni alla scuola. Questa canzone l'ho scritta per voi, ricordatevela. Se non l'avete imparata, state molto attenti. Per favore, c'è qualcuno che sbisbiglia là in fondo. Per favore, la volete smettere di fare chiasso, che siamo a scuola. Siamo in questo posto meraviglioso. Guardate i fiori. Ci sono delle... È bellissimo. A me questa scuola mi è sempre piaciuta. La scuola all'aperto, l'ho inventata io. Per voi che siete alunni bravi e ce n'è qualcuno che bisbiglia. Grazie del cuoricino, signora, grazie. Manuela, grazie. Giuseppina, sarda.
Un saluto a tutti quelli che sono in Australia, a quelli che sono in Australia. Mi hanno chiamato 3 fratelli e hanno detto salutaci in diretta, ma non mi ricordo i nomi. È per voi, quelli dell'Australia. Un abbraccio a tutti quanti. Oggi abbiamo insegnato voce il verbo andare e la prossima volta vediamo che cosa ci viene in mente. Un saluto a tutti, un abbraccio, un bacio. Seguiteci su YouTube, sui nostri social, su Instagram e insomma su tutto quello che sono i nostri passaggi. Ciao a tutti, un bacio grande. Ciao, ciao.